29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Buona prima! Ciao ragazzi, siamo nel salotto del carpista. Qua con noi abbiamo i ragazzi di Navigator. Volete presentarvi? Ciao, io sono Elena, sarei la titolare del Pro Fishing e qua siamo in questi 2 giorni a presentare i barchini Navigator. Io mi chiamo Lorenzo e sono qua per dare una mano a loro nel team Navigator Italia, sperando in qualche cattura. Ma ragazzi, volete parlarmi dell'azienda, di come è nata? Volete dirmi qualcosa in più su questa azienda? Allora, intanto partiamo dall'azienda nostra, il Pro Fishing, che è nato circa 10 anni fa. È nato per pura passione, diciamo, avevamo un po' il sogno nel cassetto di fare un negozio per il car fishing. Durante questi anni del nostro negozio, dello sviluppo, abbiamo avuto il piacere anche di inserire nel nostro negozio anche l'azienda olandese Navigator. Diciamo è nata una bella collaborazione con i ragazzi olandesi e niente, quindi oggi siamo qua appunto a presentare questi bellissimi barchini. Quindi avete un'azienda vostra? Sì, allora l'azienda nostra sarebbe Pro Fishing, siamo distributori ufficiali per l'Italia di questi barchini e anche per la Slovenia. Lavoriamo in tutti e 2 i stati un po' equamente. Bello, bello. Ma ci sono state delle sfide iniziali, delle complicazioni? Allora, ci sono sempre le sfide, le complicazioni, perché il nostro comunque è un e-commerce. Quindi diciamo si parte sempre dal problema del sito, dei prodotti, insomma, penso Far sia una conoscere cosa... un prodotto nuovo in un mercato italiano. Ecco. Sì. Quindi vi siete fatti conoscere appunto tramite l'e-commerce? Sì, poi siamo presenti comunque sempre in vari eventi, al Carpitali, a manifestazioni come questa, dove appunto lo scopo è quello di far conoscere il prodotto, e poi comunque c'è sempre il passaparola che è la pubblicità migliore sempre per ogni prodotto. Questa collaborazione è nata a fine 2018. E poi abbiamo avuto comunque la crisi del Covid, quindi è rimasto un po' tutto un po' in sospeso e siamo partiti veramente piano piano. E adesso gli ultimi 2 anni, diciamo, siamo un po' più presenti e un po' più conosciuti, penso. Come vedete appunto il futuro dell'azienda? Allora, il futuro dell'azienda, diciamo, siamo sempre comunque attivi sui social, sempre anche sul campo, comunque stiamo pescando sempre noi e anche il nostro team, quindi siamo sempre sul campo e niente, cerchiamo di farlo, di farlo crescere, ecco. Fate bene. Ma quindi mi dite il vostro sito, magari la vostra pagina? Allora, il nostro sito è profishing con 2 F, profishing.si oppure .it. Diciamo abbiamo 2 siti sia per la Slovenia che per l'Italia, tradotto tutto perfettamente in tutte e 2 le lingue. Vi ringrazio ragazzi. Voi, l'ultima domanda, avete qualche consiglio da dare per gli appassionati, per chi ci segue, magari per chi cerca di sviluppare un progetto, qualcosa? Oddio, bisogna Non arrendersi alle prime difficoltà e provare. Sì, comunque scegliere una linea, o si punta sulla qualità o sulla quantità, o insomma, noi diciamo stiamo puntando sulla qualità sempre con tutto, quindi è quello che
che è il nostro motto, dai, la qualità e la simpatia. Che non sbagli mai. Ecco, Vi ringrazio ragazzi. grazie a te. Niente. Grazie mille.